ne vanto, amo la terra e tutto ciò che dà, lavoro sodo, mattino e sera, e bevo il vino perché fa la vita buona, rotto ma da respirare di uva nuova, quest'anno grande femmina ci sarà. Vieni a vedere il mio paese e porta pure tanti amici, noi siamo gente alla buona, però sappiamo essere felici, abbiamo un piccolo segreto che ti vogliamo continuare. Vieni a vedere il mio paese e vorrai innamorare. Vieni a vedere il mio paese vendicherai sultana tuo amore. Vi lascio alle dolcissime parole di Porci 79. Dammi tre parole: sole, cuore, amore. Certo, perché abbiamo un po' del baiotto sta roba. Grazie. Allora, ciao porcini! Allora, voglio iniziare dicendo che mi fa piacerissimo questa sera e che sia mio cugino dall'Inghilterra che non mi vede da 8 anni e mi vede vestita da porci. Dove sei? Pierino, sito qua? Dove sei? Questo che sai Luci? Grande, ciao Pippo! Che fossi un applauso per lui direttamente dal concerto. Un bacio sul giorno come così e anche a San Carlini. Quindi sei una pezzetta Casinocchio ragazzi. Ciao Pippo. Allora, salutare anche mio cugino che dopo voglio che venga a salutare. Ma comunque. Allora, tante email quest'oggi. Ciao amici Los, vi scriviamo innanzitutto per dirvi che siamo vostri fan e che i vostri concerti sono sempre meravigliosi. Continuate così perché fate divertire la gente che di questi tempi ha tanti pensieri. Con l'occasione, e qua scatta il problema, vi vogliamo presentare gli ultimi arrivati della nostra casa. Mi ha mandato foto in allegati, quindi mi ha mandato fighe. Da buoni veneti quali noi siamo, non potevamo non dare nomi alcolici ai nostri animali. Praticamente abbiamo un can, un gatto. Il can io lo chiamo ombra. E il gatto io lo chiamo spris. Ora, mi nota che ti vede, cosa avvertivo il canine e l'alcolisti anonimi. Mi passa tutte le domande. Ciao Irene e Gabriele, bacioi. Doris da Castagnole, qua che c'è un problema veramente grosso. Intanto perché Castagnole non si veste buone stanno. Meglio il fritto, no, anche preferiamo il fritto. Ciao carissima Porci, per favore potresti fare gli auguri a mio marito Walter durante il concerto di Altivole? No! Bene, passiamo al prossimo. No dai, devo farvi perdonare per aver fatto una bruttissima gaffa. Dopo 30 anni che siamo insieme, il 7 agosto, il suo compleanno, gli ho scritto una letterina dolce, ma purtroppo ho sbagliato il numero degli anni. Invece di 46 ho scritto 45. Doris, tu come scrivere che buona Pasqua era dai? Comunque, e lui ci è rimasto tanto male. Non tanto per l'anno in meno, ma perché dopo tutti questi anni non mi ricordo neanche quanti anni ha. Oh, tu puoi dire, aspetta, Walter, tienti buono non essere fornuto, porco cane. Te manda letterina dolce. Hai visto le luci per piacere? Doris e Walter, sì, io qua. Dai, Walter, ma ti che hai 46 anni. Fatto che devi dimostri manco. Dai che è una limonata. Dai, ti spiego la limonata. Dai, limonata, vai! Comunque che da lì a 45 anni, ma depreso. Oh. Dopo veniamo alla mail successiva. Vedremo un attimo.
Sprota. Cara Porci 79, ti scrivo perché la mia amica Laura, grande fan di Dos Massadores, ma soprattutto grande Sprota, dentro fuori. Aspetta, ho sbagliato. Ti scrivo per la mia amica Laura. Laura se ne va in giro per il mondo con magliette fatte da lei con scritto Sprota a caratteri cubitari, alla ricerca di un persegaro da sguaratare. Guarda che è un frutteto, stia. Dove sei? Luci in sala. Dove sei la signorina con scritto Sprota? Ma veda? Fammi vedere mai. Non te mai niente vestito. Ma sei anche bellina, Perché è scritto Sprota sui tette. Dopo ti agganceo che ha scritto. È fermo. Bene, l'intenzione era farmi fare una figura da merda e spero averti fatta fare. Comunque noto con piacere che tanti richiede figura da merda, se è una bella roba. Ciao a tutti voi, sono Alessandro e abito a Cornuda. Io assieme a mia moglie Rosa, che speriamo che non sia cornuda anche ella, vi seguiamo da un po' di tempo ed apprezziamo molto le vostre canzoni, sia per la musica che per i testi. E tutto questo grazie ad Amplifon. Questo vuole 100.000. Abbiamo già deciso di venire ad ascoltare dal Tivoli il giorno 21 agosto e dato che il 30 agosto mia moglie compie gli anni, però non si dice quanti, 44, mi chiedevo se fosse possibile per voi dedicare una qualsiasi delle vostre canzoni. Te va bene? Nata sotto Yesterday, va bene? Non ti piace tanto Nata sotto segno di pesci? Nata sotto segno di pesci, aggiudicata, dedichiamo a Rosa che fa 44 anni, dal suo amore Alessandro. Dopo